Allora io adesso velocemente voglio... No, adesso devo presentare io un Sì, ospite, vai. lo posso presentare un ospite, voglio fare una volta da presentatore pure io. Allora vi devo fare ascoltare un personaggio veramente importante nel settore, nel mondo dello spettacolo, della musica napoletana, perché è un personaggio che milita in questo mondo, penso da quando sia bambino, e ha fatto delle cose veramente straordinarie, regalando anche pezzi e musiche a personaggi importantissimi come Nino D'Angelo, come altri personaggi. No, per la verità Nino D'Angelo... Si è rubato una canzone. No, una canzone che era destinata a me, scritta dal maestro Vittorio Annunzio. A questo personaggio era destinata questa canzone e Nino D'Angelo disse no, ma a me mi piace a me, dammela a me perché io la porto al Festival di Sanremo e poi arrivo pure la quinto, canzone sesto, vai, sì, va, la canzone sì, vai. Allora, amici, vi presento un grosso personaggio della canzone napoletana, Enzo Di Bruno. Grazie. E io proprio quest'oggi ti voglio regalare un mio successo discografico che ha venduto tantissimo, Piccerè. A te chissà perché non riesco a crederci, ma come mi fatta te scordare tutti in attimo. È proprio vera, l'eccezione fa la regola e mo sto soffrendo per te. Sotto il lenzuola, muro roba fatta amore, accarezzare, sorridevi compiacendo. Privilegio mi dicevi averti qui con me e poi mi lasciata così. Dicere quando stivo con me, respiravo soltanto per te. Ero di una vasta canale da felicità. Dicere che succede e mi ricordi cosa perderei nel perderti. Ma non te vedo, so 3 giorni, sembra un secolo, torna a casa sto morendo per te. Piccere quando stiva con me, respirava soltanto per te. Ero di una fase carnale da felicità. Che è successa perché me l'ha stata parlata così, senza di una parola qualcosa per farmi capire. Se tu sapessi, amore mio, che fu tu lasci qui, non tenga voglia e manca forza per decidere. Mille pensieri ma la mente mi tormentano, non sai questo cuore che te. Piccere quando stivo con me, respiravo soltanto per te. Ero di andare fase carnale da felicità. Piccere che è successo perché me l'ha stata parlata così, senza di una parola qualcosa per farmi capire. Piccere quando stiva con me, respirava soltanto per te. Ero che pareva sta canale da felicità. Era Piccerè, un successo di alcuni anni fa del sottoscritto Enzo Di Bruno.